Qua iniziamo con la parte storica dell'azienda, con le due strutture più antiche. Qui vedete San Mandra, che era il recinto delle capre. In fondo c'è un cancelletto dove venivano chiusi i capretti durante la notte per proteggerli dalle volpi. Quest'anno noi siamo molto fortunati, abbiamo solo 2 frutti. Questo frutto finendo la maturazione diventa molto grosso, di questo si usa la buccia per farne canditi, liquori e marmellate. Nanne dumeu, su mondo ergai, assicutera, te non torrà mai. Nanne dumeu, su mondo ergai, assicutera, te non torrà mai. Semus in tempore de tirannías, infamidades e carestias, como los populos cascan che cane, griden devorete. Qui ci troviamo nel magazzino delle scolte. Questo grande pentolone serviva per fare il formaggio. Nell'angolo invece c'è il surriu, un silo per conservare i cereali. È fatto in sughero in modo da consentire al contenuto di essere isolato dall'umidità. La grande macchina che vedete qui invece è uno svecciatoio, serviva cioè per separare i chicchi di grano dai semi delle piante infestanti, li divideva in base alla dimensione. Mentre questa museruola si usava per svezzare i viteli. Veniva messa al muso dell'animale che andava a succhiare il latte dalla madre pungendola e lei ovviamente lo respingeva. Era un po' crudele ma funzionava. Infine vedete a destra i marchi a fuoco per mucche e cavalli e a sinistra nell'immagine incorniciata vedete disegnati i solsignos, che erano i tagli fatti nelle orecchie di pecore, capre e maiali, sempre per riconoscerne la proprietà. Qui vedete che c'è l'officina del fabbro. Le mantice risalgono al 1800, è fatto tutto in cuoio e legno e serviva per soffiare l'aria sulla fucina dove veniva scaldato il ferro e poi lavorato. Era un'operazione semplice e richiedeva l'uso di questa macchina, di questo telaio per immobilizzarlo. L'animale veniva fatto entrare lì dentro, veniva sollevato con le 2 cinte, la testa legata in fondo, le zampe e i pali, veniva proprio immobilizzato. Si fa un impasto di semola, farina, lievito, acqua e sale. Con questi si fanno le sfoglie circolari, molto sottili ed elastiche. La sfoglia viene infornata dove nella prima cottura si gonfia, formando una bolla vuota al suo interno. La bolla viene poi messa su questi tavolini per essere tagliata nei bordi, quindi aperta e divisa in 2 sfoglie diverse. Ognuna infine va rimessa in forno per essere carasata, cioè tostata. Si tratta di un pane secco che nasce dall'esigenza del pastore di uscire col bestiame per alcuni mesi, infatti si conserva molto a lungo. Qui vedete un po' tutti gli strumenti della cucina e se date uno sguardo nello stanzino accanto, sulla destra, trovate salpurreddas che erano i fornelli di un tempo alimentati con la brace. C'è un lavoro di 50 anni, una parte erano qui dell'azienda e il resto viene un po' da tutta la Sardegna. Ma oggetti antichi, ecco per esempio quelle forchette sono antiche antiche. Sì, ma è tutto antico, tutto originale. Te guarda dovuto fare una collezione Sì. di oggetti antichi della Sardegna. Tutti, anche in parte saranno acquistati. Sì, una parte sì, ma ci sono anche donazioni. La legna era sempre basso. Perché il pane Carasau ha una cottura molto veloce. Si fa sfoglia per sfoglia, se ne mettono anche più di una contemporaneamente, vanno girate. Quindi è un continuo lavorare davanti al forno e dovevano stare sedute. Per non arrivare presto. Sì, ma poi stavano sedute, erano abituate a stare negli sgabelli, quindi era così basso per questo motivo. In alcuni paesi addirittura era allo stesso piano del pavimento perché stavano sedute per terra. Allora, qui vedete un pino domestico di oltre 200 anni. Nel suo tronco potete notare i buchi fatti dal picchio rosso maggiore, che è una specie protetta molto diffusa in questa valle.
Qua vedete due camere da letto tipiche dell'Ottocento. Nelle pareti ci sono diverse immagini, ma la più importante è quella. È una foto scattata qui in questa azienda a Sabavrisca nel 1914 da un fotografo statunitense, Charles Richard Wright, che lavorava per il National Geographic, dove la pubblicò 2 anni dopo, nel 16, in un articolo che parlava della Sardegna. E l'uomo che vedete sulla destra era mio trisnonno. Allora, qui vedete gli strumenti per la lavorazione della lana. Nei sacchi c'è la lana grezza che veniva lavata, quindi cardata, cioè pettinata, successivamente andava affilata e infine lavorata in telaio a mano. E qui c'è un tappeto realizzato tutto con la tinta con le erbe. Vedete quanti colori si potevano ottenere? Uno dei più difficili, per quanto possa sembrare strano, era il verde. Per fare il verde bisognava mischiare diverse essenze insieme. Qua abbiamo gli abiti di uso quotidiano e dalla parte opposta vedete quelli della festa. Vedete a sinistra la donna sposata e a destra invece la nubile. In alto nella parete gli strumenti musicali e in vetrina invece alcuni gioielli. Mentre qui vi parlo delle armi. Vedete queste lunghe sciabole venivano portate quotidianamente alla cinta quasi da chiunque come arma da difesa personale, per difendersi dai banditi ma anche dai pirati turchi che nel XVIII secolo attaccavano le nostre coste. E a proposito di questo vi racconto una storia che veniva tramandata a Dorgali di padre in figlio. Dorgali, come altri comuni vicino al mare, è protetto da una barriera di montagne. Ancora oggi per fare da Calagonone a Dorgali bisogna passare in 2 passi in montagna. E in passato questi erano sempre controllati, ovviamente Calagonone non esisteva. Un giorno i pirati turchi sbarcarono, come spesso facevano, a Calagonone, nell'attuale Calagonone, salirono su per le montagne e non trovarono nessuno di guardia come di consueto. Non capivano cosa stesse succedendo e si affacciarono verso il paese di Dorgali. Videro come un serpente di persone con gli abiti colorati, le croci, gli stendardi, i cavalli bardati in un certo modo e pensarono fosse una trappola, fossero pronti all'attacco e quindi quelli scapparono in mare. In realtà le guardie, le vedette, si erano dimenticate di fare il loro dovere per andare alla festa e quella era semplicemente la processione. E sono armi a pietra focaia, cioè un pezzo di pietra focaia veniva stretto in questo morsetto. Sono ricchi di decorazioni, tra questi foglie, fiori e alcune facce inquietanti, e qui c'è la firma dell'armaiolo che lo realizzò. In questo caso era Antonio Angelo Barbuti ed era di Tempio Apostolo. Come vedete gli strumenti per la produzione del vino. In Sardegna, come saprete, c'è un tipo di vitigno per ogni zona dell'isola e questa è la zona del Cannonau, dal quale si fa un vino rosso. Vedete 2 diversi tipi di torchio, questo è il più arcaico, risale al 1600, era probabilmente di origine spagnola, mentre questo è più recente ed è molto simile a quello dei giorni nostri. Qui vedete le botti per la maturazione e accanto l'alambicco per fare l'acquavite o la grappa. È trainato a cavallo, poi ai primi del Novecento venne adattato al motore elettrico con questo sistema di cinta. Qui venivano portate le olive, quindi macinate, la pasta che si formava poi veniva messa in questa pressa per farne 2 spremiture. Dalla prima a freddo si estraeva l'olio utilizzato per l'alimentazione, il resto della prima spremitura andava poi scaldato con dell'acqua e spremuto di nuovo per farne un olio lampante, chiamato così perché serviva per alimentare le lampade. Infine qui abbiamo alcune erbe officinali presenti nel parco con i vari nomi e gli usi. Per curare la malaria era, e penso che sia ancora oggi, il chinino. Quella è una boccetta che veniva data gratuitamente dal dottore a tutti i pazienti che ne avessero bisogno. I pazienti poi, quando la malaria non era più un problema grave, si accorsero che il chinino era un buon colorante, quindi andavano a fare la fila dal dottore per chiedere il chinino per tingere la lana di giallo. Portava i vasi sott'acqua per riempirli e una volta tornati in superficie la rovesciavano sul solaio. Il solaio poi la raccoglie in un tubo che la porta per caduta fino al lavatoio.
un'ora con me, tramare non ti volto pizzo pizzo, e un tuo un pizzo in cravo manno, sotto socca volta testa che... Sapore di Scala è aperto come museo da ormai 18 anni e negli ultimi anni, come vi dicevo, abbiamo ricevuto tante donazioni. Quindi molti degli strumenti che abbiamo visto e che vedremo non venivano usati esclusivamente qui, ma arrivano un po' da tutta la Sardegna. Qui vedete per esempio la bottega del calzolaio, con cui si realizzavano le scarpe, gli zaini, ma anche i finimenti per cavalli e asini. Vedete qui diversi tipi di sella, tra questi c'erano questi due seggiolini che venivano legati dietro la sella normale, in traversa, per far sedere le signore. Con questo pregone, questa legge del viceré di Sardegna, in quanto essendo troppo pesante distruggeva il manto stradale. Chi veniva sorpreso ad utilizzare un carro con questo tipo di ruota gli veniva sequestrato il mezzo, mentre chi ne denunciava il possessore veniva ricompensato con 30% del suo valore. Vedete per esempio la pialla motore per il legno, uno dei primi motori di barca di Calagorone. Ballate ballottone, a seguire su un'uraghe, la sade su vaghe vaghe, su bordello del mondo, ballate ballottone, e a seguire su un'uraghe, la sade vaghe, la sade vaghe, su marambaram, e su marambaram, ballate ballottone, ballate ballottone, a seguire marambaram. Qui vedete il carrubo, sicuramente lo conoscete già. Una cosa che forse non sapete di questo frutto è che i suoi semi hanno sempre lo stesso peso. In passato venivano utilizzati come unità di misura per l'oro. Il nome arabo del carrubo è karat, quindi in teoria il karat equivale al di carrubo.